Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, anche oggi in compagnia delle stelle di Radio.0. Pronti per le ultime novità? Partiamo subito, iniziamo dall'Ariete. Se in passato avete fatto qualche piccolo favore senza chiedere nulla in cambio, ora qualcuno vi ricambierà ripagandovi con la stessa moneta. Dialogo positivo anche sul web, gli incontri e i contatti, anche se spesso solo virtuali, cresceranno. Toro, non lasciate che una divergenza di opinione, per quanto profonda, rischi di rovinare un intenso rapporto di amicizia o di affetto reciproco. Risparmiatevi un malinteso esprimendo sempre chiaramente il vostro personalissimo punto di vista. Gemelli, sia in amore che nel lavoro potete fare faville in questo mercoledì grazie all'appoggio prezioso della Luna in sestile con Marte e con Venere. Dividete il vostro tempo tra gli impegni, ma ritagliatevi anche uno spazio per coltivare coppia e famiglia. Cancro, vi sentite al sicuro e con le spalle ben protette dal potente Giove che in questa fase veglia su di voi, tuttavia non abbassate mai la guardia. Non perdetevi tra mille dettagli ma badate al succo, non potete permettervi ora di rilassarvi troppo. Leone, supererete le difficoltà emotive scaturite da alcune incomprensioni e da Venere in opposizione a Saturno, ma alla fine che stanchezza! Fatevi guidare nell'espressione dei sentimenti non tanto dalla diffidenza ma dalle vostre qualità. Vergine, la forma fisica potrebbe essere migliore, anche le idee sono poco chiare, siete ancora confusi dalla luna nel doppio segno dei Gemelli. Ragionamenti farraginosi in cerca di semplificazione, ma non sempre è facile trovare le parole giuste. Bilancia, siete pronti per accettare qualche piccola responsabilità in più e questo non può farvi che onore, anche perché avete tutte le carte in regola. Non vi tirate indietro all'ultimo minuto, non vorrete fare una brutta figura con persone che contano. Scorpione, se volete più introiti non potete storcere il naso di fronte alle opportunità improvvise, anche se magari non si tratta proprio di ciò che avevate sognato. Cominciate con l'accettare un periodo di prova, avrete sempre la possibilità di ritornare sui vostri passi. Sagittario, ampliate la vostra cultura oggi con la lettura di un buon libro o con un corso online. La luna ancora in opposizione vi fa temere di essere superati? Non diverrete esteti intransigenti, ma l'amore per la bellezza sarà un vostro punto fermo importante. Capricorno, non perdete l'interesse, pure se vi imbatterete in qualche difficoltà, anche se i punti di vista non sempre collimano, si può andare d'accordo. Meglio essere sinceri sulle vostre decisioni senza dar adito a dubbi o nebulose interpretazioni. Acquario, anche se una storia potrebbe non decollare subito come avreste sperato, non è detto che sia proprio da buttare, certo, occorre pazienza. L'opposizione di Venere a Saturno in più non vi aiuta a far luce sul mondo interiore delle vostre emozioni. E chiudiamo ancora con i pesci. L'umore ballerino a causa della disarmonia lunare potrebbe portarvi a isolarvi un po' dai familiari e dagli amici, ma non per tanto tempo. Cercate di essere meno timidi, non avete nulla da temere, basterà essere voi stessi senza finzioni. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle stelle di Radio.0, grazie per essere stati con noi, aspettando di ritrovarci domani, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0